passa un po' troppo veloce anche, sono sempre dei cosi, è un'emozione che scappa via, insomma, ecco, però il vederlo è sempre una grande bella ricorrenza. Un'emozione vissuta sempre di corsa, ma pur sempre un'emozione quella del Giro che per la tappa numero 14 la Cittadella Zoncolan attraverserà la pedemontana della Marca. A Castelfranco Veneto la carovana è attesa per le 11.50 lungo la Postumia e la provinciale 667 che saranno chiuse al traffico a partire dalle 10. Sempre una bella soddisfazione per Castelfranco, siamo contenti, sì, specialmente i giovani, gli sportivi. Da Castelfranco a Montebelluna il passo è breve, qui su ordinanza comunale sono state chiuse le elementari, mentre per le superiori si incentiva la DAD, blindato il centro dove forze dell'ordine e volontari saranno impegnati a garantire le misure anti-Covid, una lunga scia rosa che poi colorerà il Montello, a Venegazzù il benvenuto degli alpini con una rotatoria a tema, lo stesso municipio di Volpago tirato a lucido, diverse le limitazioni ma prevale l'entusiasmo. E anche le scuole, anche i ragazzi, che domani fra l'altro sono chiuse proprio perché in corrispondenza del Giro ci taglia in due il paese, quindi con l'uscita, ma tutti stanno rispondendo molto bene, anche le attività produttive, avete visto, stanno tutti addobbando il territorio. Sarà festa, seppur a prova di Covid. Chiediamo che mantengano il distanziamento, però capiamo che se domani sarà una bella giornata, come speriamo, sarà un'occasione per tutti per essere finalmente fuori in occasione di un evento importante, una manifestazione di questo tipo. Appello condiviso anche dagli amministratori del territorio come Aspresiano. Spero che i tifosi accorrano numerosi, ricordandosi però di rispettare le misure di sicurezza e il distanziamento dovuto a questo periodo particolare. Lo spettacolo sarà comunque garantito da Arcade a Ponte della Priula, Susegana, Conegliano, Orsago, fino a quando il Giro sbarcherà in terra friulana direzione Zoncolan. Occhi puntati sul campione di casa, il coneglianese Andrea Vendrame, vincitore della tappa di giovedì La Siena, Bagno di Romagna, un Giro che sa di normalità anche per operatori economici e cittadini. Pronti per il Giro, sì, pronti. Un po' emozionati.